Fa freddo, tanto freddo. E mi riferisco ad alcune giornate dell'inverno, nelle quali la combinazione tra elevata umidità e le temperature polari rendono l'ambiente inospitale perfino per i batteri. Se sei astemio, cerca di non dirlo a nessuno. Tu fidati, non dirlo a nessuno, ok? So che in tutta Italia si mangia molto bene, ma qui, grazie alla pianura, alle montagne, al mare e alle campagne, troverai agriturismi fuori dal mondo, dove si mangia tantissimo, divinamente e molto variegato, ma soprattutto spendendo molto poco. Le nostre specialità, tutto. Procurati una scorta di antizanzare. Se sei credente, mi dispiace per te. Ci piace bere, e parecchio anche. Non stupirti di trovare persone alle 8:12 del mattino che bevono l'aperitivo. Siamo gran lavoratori. È raro trovare negozi chiusi. Vai in Mona. La potrei utilizzare per mandare a quel paese qualcuno, ma in modo simpatico e non offensivo. Un'ombra. Se entri in un bar e vuoi un bicchiere di vino, basta dire che ti va un'ombra. Bepi è il tipico vecchio che si beve l'ombra a qualsiasi ora del giorno. 15+18. Se dal nulla esclami "è 15+18"? Quanto fa? Stai pur certo che strapperai una risata a chiunque ti abbia sentito. Freschin. Oddio, freschin. No, non so dirla in italiano. Freschin. Oddio, come si dice in italiano? Non lo so. Va bene, andiamo avanti. Analcolico. Non utilizzarla mai. Qui in Veneto questa parola non esiste. Caigo. È la nebbia. E siccome nei mesi freddi ce n'è tantissima, ti servirà sapere come dire che ti sei perso appunto per il caigo. Ultima ma non meno importante, ovviamente, Ghesporo. Sei sorpreso, arrabbiato, felice, triste, qualsiasi sia il tuo stato d'animo, potrai utilizzarla. Utilizzala come intercalare, alla fine di ogni frase o all'inizio, come per esempio: che sboroveccio, fammi un spritz. Bisogna farsi l'assicurazione sul fegato. Conoscere il Rumatera. Fidatevi, non ve ne pentirete. Andare in Mona. Perdersi il Palcaigo almeno una volta. Mangiare poenta, pane e soppressa con un bel bicchiere di vino buono fatto da noi. Vedere le Alpi e tutte le bellezze sia visive che culturali che ci sono qui. Andare a Gardaland. Andare a Venezia a bere lo spritz, facendo Baccaro Tour dalle 8 di mattina, tirando almeno un centinaio di di Ghesboro all'ora. Non fare mai conti separati quando bevi lo spritz. O te lo fai offrire o lo offri te. Non lasciare mai a casa l'autan. Non andare a Rovigo. Perché insomma, sì, è Rovigo. Non bestemmiare. Adesso sei 400 euro di multa. Che i cani dei so morti. Non rifiutare mai la richiesta di un vecchiotto di giocare a scopa. Fidati. Accetta la sfida. Non dire a nessuno che sei astemio. Non chiedere mai cosa significa freschin. Portati via più cose possibili. Sarà davvero difficile per te andare via da qui. E quasi sicuramente prolungherai la tua permanenza. Il Veneto racchiude in un piccolo territorio il bello di tutta l'Italia. Montagne, colline, pianura, mare. Tutto è a portata di mano in una manciata di chilometri. E questo la rende una regione speciale.